Arrestati a Licata 2 soggetti per detenzione di armi clandestine e munizionamento da guerra. L'operazione è stata portata a termine dalla Polizia di Stato, che ha proceduto all'arresto di Pietro Cocco, classe 1964, muratore con precedenti di polizia, e del figlio Gaspare di 25 anni, bracciante agricolo, in quanto i due si sono resi responsabili del reato di detenzione di armi clandestine e di munizionamento da guerra. Gli arresti, operati dalla Mobile di Agrigento in collaborazione con il personale della sezione anticrimine del commissariato DPS di Licata, sono frutto di un'intensa attività investigativa posta in essere dai citati uffici investigativi, finalizzata a reprimere il fenomeno del traffico illecito di armi nel territorio agrigentino, nel caso specifico nel grosso centro marinaro dell'area orientale della provincia. L'attività investigativa si è articolata attraverso prolungati servizi di appostamento e pedinamento che hanno consentito di acquisire risultanze indiziarie di assoluta valenza a carico dei 2 odierni arrestati, i quali dopo le formalità di rito sono stati tradotti al carcere di Petrusa. L'attività di indagine ha permesso di sequestrare una pistola semiautomatica Beretta con matricola Brasa calibro 9x21, una pistola semiautomatica marca Belardinelli con matricola Brasa calibro 7,65, 21 proiettili calibro 7,65, 21 proiettili calibro 9x21, 11 proiettili calibro 6,35, 11 ogive calibro 6,35, 21 bossoli calibro 6,35, 21 ogive calibro 7,65 e ancora 12 bossole, 5 proiettili per armi da guerra, verosimilmente da pistola mitragliatrice, e anche un bilancino di previsione. Ma sentiamo le interviste realizzate con Angelo Cavaleri, dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro, e con il vice capo della Mobile, Vincenzo Di Piazza. Nell'ultimo periodo, e mi riferisco a 2 o 3 anni fa, ci sono state diverse operazioni che ci hanno consentito di rinvenire occultate nelle abitazioni private delle armi da guerra. Come vedete, questa mattina ci sono, oltre a 2 pistole, delle cartucce sicuramente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi è un territorio che la circolazione di questi mezzi sicuramente è favorita da un'organizzazione più consistente. È stato anche trovato, rinvenuto insieme alle armi e il munizionamento, un bilancino di precisione che quindi fa pensare che i soggetti erano pronti a fabbricare le munizioni atte per poi essere utilizzate con le armi che gli stessi poi vendevano.